Generale Parrulli, i carabinieri sono una forza armata in servizio permanente di polizia e assicurano la prevenzione e la repressione dei reati allo scopo di assicurare alla popolazione un certo benessere ed una certa serenità. Con il Covid sono cambiati moltissimi parametri, siamo tutti piombati in uno stato di emergenza. Come è cambiato il ruolo e il corpo dei carabinieri e che formazione ha dovuto avere per fronteggiare questo difficile periodo? È un periodo difficile per tutti quanti, ecco, indubbiamente. L'Arma dei Carabinieri ha continuato a svolgere però le sue funzioni facendo riferimento a quei principi fondamentali su cui si basa l'attività dei Carabinieri sin dalla sua costituzione, cioè quelli soprattutto della vicinanza alle comunità, vicinanza ai cittadini, vicinanza alle persone, soprattutto i più bisognosi. Questo lo facciamo appunto da 207 anni tramite le nostre stazioni carabinieri, le più di 4.900 stazioni carabinieri che sono sparse su tutto il territorio nazionale, dove i nostri comandanti di stazione, in sinergia con il sindaco che rappresenta a livello locale l'autorità, insieme con gli attori principali del territorio, contribuiscono appunto a garantire la civile convivenza. In questo periodo abbiamo continuato a svolgere le nostre funzioni con quell'impegno, con quella dedizione, sempre molto attenti affinché la gente soprattutto fosse consapevole di quello che era il loro Chiaro. impegno personale. Abbiamo cercato soprattutto di trasferire alle persone la consapevolezza di essere veramente attori protagonisti in questo momento. Ognuno poteva fare la differenza e deve continuare a fare la differenza in questo momento, nel rispetto delle regole che sono emanate appunto a livello centrale, a livello anche regionale, a livello locale, per far sì che si possa uscire al più presto da questa situazione. Avete fatto una continua formazione in pratica anche fra l'altro per riuscire a fronteggiare questi problemi, perché sicuramente i Carabinieri è un corpo preparatissimo e noi non possiamo mettere in dubbio questo, ma inevitabilmente uno stato emergenziale così nuovo non era del tutto previsto nelle linee guida probabilmente di formazione base del carabiniere tipo. Come avete aggiornato poi tutte queste per riuscire a fronteggiare queste difficoltà nuovissime? Ecco, soprattutto nel settore della comunicazione, nel trasferire capacità al personale di comunicare nella maniera corretta, di essere soprattutto molto attenti, molto scrupolosi nel saper in maniera precisa, in maniera molto dettagliata, dare indicazioni e spiegazioni alle persone sul rispetto delle norme, sul rispetto anche delle procedure. E a questo si è aggiunto anche, devo dire, un altro aspetto molto direi fondamentale che caratterizza sempre il nostro operare, quello della vicinanza alle persone bisognose che in questi momenti difficili, e ne abbiamo avute tantissime, che si sono trovate nella difficoltà di non potersi muovere e quindi di non poter far fronte a delle situazioni di emergenza personali. Ricordo alcuni casi come dei carabinieri che sono stati chiamati da una signora anziana dopo una nevicata che aveva messo questo piccolo paesino dove abitava in situazioni di disagio perché non poteva essere raggiunto, quindi non poteva essere, quindi lei non poteva muoversi, questa signora non poteva essere raggiunta da nessuno. I nostri carabinieri si sono avventurati su questo paesino in montagna per portare dei medicinali salvavita di cui aveva bisogno questa signora. Altre manifestazioni di generosità e di vicinanza le abbiamo avute quando abbiamo ricevuto telefonate di persone che erano in difficoltà. Ricordo una telefonata di una bambina che ha chiamato il nostro 112 dei carabinieri dicendo che all'interno del frigorifero non avevano più nulla da mangiare perché il papà aveva perso purtroppo il lavoro in questo periodo e quindi avevano difficoltà. Il comandante della stazione ha pensato due volte insieme con il proprio personale a riempire 2 buste e a portarle a questa famiglia per potergli dare la possibilità di poter anche andare avanti per qualche giorno. Ecco. Gesti bellissimi che andrebbero sottolineati a dovere su tutti i giornali.